Adesso cedo la parola a Gianluca Busato. Gianluca è un ingegnere, vive a Treviso, si occupa per il partito di media e innovazione. Ci parla di come sia una gabbia mentale, ma anche fisica, credere che il destino del Veneto sia entro il confine italiano, dentro l'Italia. È una gabbia. Ci spiegherà come l'indipendenza sia un percorso naturale, perché non ha più senso parlare di autonomia. Siamo abituati ad ascoltare Gianluca che ci dice queste cose con cuore e potenza. Cedo la parola a Gianluca Busato. Grazie a tutti, mi parlo nella lingua che magari insegnava mio papà e mia mamma e mi auguro che tutti mi capiscano. Siamo 400 anche stasera qua a Curtarola, 400 persone che viene ad ascoltare una riunione politica, e questo avviene in una situazione in cui parlare di politica par quasi imbarazzante, perché penso che non vi sia una persona né qua dentro né in qualsiasi ambito nel nostro Veneto, una persona per bene ovviamente, che possa dire che la politica sia un qualcosa di virtuoso ancora qua e da noi altri. Allora, 400 persone che viene ad ascoltare una riunione politica, c'è una grande cosa, c'è una realtà. Ma perché questo avviene? Mi è stato dato una spiegazione, perché altrimenti pararia quasi un'assurdità. La spiegazione è semplice. Veneto Stato è una forza politica che ha un progetto politico, che uno dice pararia una cosa quasi banale, no? Per un soggetto che si propone di creare il consenso intorno alle proprie idee, al proprio percorso. E invece non è banale, perché un progetto, per essere tale, è che ha da essere concreto, realizzabile, no? Se è assurdo, non potresti chiamarlo progetto. Eppure, fino ad oggi, i partiti che voi altri potete trovare, che vi hanno domandato il voto in questi decenni, e che siete gli artefici del disastro che viviamo, ha fatto proprio questo concetto che pare quasi assurdo. Gli ha proposto un progetto che non c'era un progetto, perché c'era irrealizzabile. Il motivo per cui Veneto Stato sta raccogliendo consensi, e tanti, è proprio questo. Noi altri indichiamo un obiettivo che si riassume nelle due parole del nostro movimento, Veneto Stato, e questo obiettivo quindi è l'indipendenza del Veneto Stato, e indichiamo anche una strada, un percorso che sia percorribile e concreto, e non solo, che se andiamo a vedere è anche estremamente più semplice di quanto che potessimo immaginare. Allora, questo percorso si fonda su delle basi giuridiche. Noi anche parliamo del percorso legale per l'indipendenza, e questo è fondamentale in Veneto, guarda bene, perché non esiste Veneto che abbia voglia di fare salti nel buio. C'è un aspetto fondamentale, quello di dare una valenza giuridica e legale al nostro percorso. Ecco, noi altri dovremmo sapere che, al contrario di altri obiettivi che in questi decenni invece sta indicati, l'obiettivo dell'indipendenza è un obiettivo legale, raggiungibile e concreto. Voi altri sapete bene che per raggiungere quelle chimere portate avanti da altri partiti, che possa chiamarsi autonomia, devolution, federalismo, statuto speciale, chiamiamo come che volete, ma vale a dire una elemosina da parte dello Stato centrale delle risorse e poteri che sono nostri,
richiede da parte dello Stato centrale, ovviamente, una maggioranza parlamentare dei 2/3, 700 parlamentari su 1000, che ne conceda le briciole di quello che è nostro. Noi altri invece proponemo tutt'altro, proponemo la costruzione dell'indipendenza sulla base del consenso dei veneti, e lo faremo con 3 leggi fondamentali che mi vorrei che voi altri imparassi, che facessi vostre, perché un domani di fronte a chi che vi domanderà diventerà gli strumenti per farvi capire che noi altri non scherziamo. La prima legge è la legge 881 del 77, che è la ratifica del Trattato internazionale di New York, che già sta a ratificare una decina d'anni prima, e che sancisce il diritto per ogni popolo di decidere del proprio destino. Sancisce in modo ineludibile per ogni popolo il diritto alla propria autodeterminazione politica. Questa è la legge dello Stato italiano. E voi altri sapete che una legge dello Stato che ratifica una norma del trattato internazionale è una legge che obbliga quello Stato a rispettarlo. È una legge di livello superiore a qualsiasi ordinamento interno, compresa la stessa Costituzione. Non solo, questo vale a maggior ragione per noi altri veneti, perché l'articolo 2 della legge 340 del 71, che è la ratifica dello Statuto della Regione Veneto, che si sta approvando in seconda lettura, che ormai potremo dare ufficiale, ma che non cambia il senso dell'articolo 2, che sancisce che l'autogoverno del popolo veneto si attua nelle forme e nei modi rispondenti alla propria cultura, alla propria tradizione, alla propria storia. Il popolo veneto, che trova una sua definizione all'interno delle leggi dello Stato. Ma allora, se ogni popolo ha diritto alla propria autodeterminazione, a maggior ragione è il popolo veneto, che trova una propria valenza giuridica, che ha diritto alla propria autodeterminazione, a perseguire la propria completa indipendenza politica. Guarda bene che questo quindi è legge e se giuridicamente possibile dagli anni 70. Ma perché? Molti si domandano. Se da decenni questo è possibile giuridicamente, nessuno mai si è venuto a proporre un percorso di questo tipo, che pure pare semplice, no? Perché basta che solo gli altri veneti siano d'accordo. Il motivo si è presto detto, perché fino alla metà degli anni 2000 esisteva un reato di opinione. Cioè, queste cose si poteva farle, ma per un paradosso tutto italiano non si poteva dirle. Era un reato dirle, e perseguire l'indipendenza politica anche in modo democratico e pacifico era un reato, sostenere queste idee, punibile con l'ergastolo. Pensa bene allora perché non si era mai verificata la nascita di un partito politico indipendentista veneto serio, basato su un progetto politico concreto, perché non si poteva dirlo. Solo con la legge 85 del 2006, imposta da una pressione diplomatica che si veniva dall'Unione Europea, l'Italia cavava questo vergognoso reato di opinione che ne poneva al di fuori del mondo civile. Ecco perché solo in questi anni è nato quel fermento politico, quel grande dibattito, quella grande vitalità dal basso, dai pensatori, dai liberi pensatori veneti, che ha dato forma al moderno pensiero politico indipendentista veneto, che ha fatto sì che il 12 settembre 2010 nascesse Veneto Stato. Queste sono le ragioni, questi sono gli atti e le situazioni per cui fino ad oggi nessuno verrà proposto un progetto politico concreto che permettesse anche a noi altri veneti di perseguire quello che è il nostro destino, il nostro bene, così come che se meritiamo. Ma se andiamo a ben vedere, noi altri questi aspetti fino adesso abbiamo fatto fatica probabilmente a farli nostri, a comunicarli, perché se c'è un difetto
una tara che ne ha dato lo Stato italiano. È proprio quello di cui parlava Teresa all'inizio nella sua stupenda introduzione, di cui la ringrazio e per cui chiedo anche un applauso. Questa tara si chiama provincialismo. Noi altri veneti, all'interno dello Stato italiano, soffrimo di un complesso che non sia nostro, non ne appartiene, perché i veneti, nella sua storia, nella sua cultura, è sempre stato un popolo aperto al mondo, un popolo che non ha mai avuto paura di confrontarsi con qualsiasi altro popolo del mondo. E invece l'Italia, che ha fatto del tutto per mettere in testa un'idea malsana che il mondo finisce con i confini di questo Stato. No, no, no. Il mondo va avanti. E come che va avanti? Voi altri sapete bene che in realtà ci sono dei grandi cambiamenti in corso, non solo qua, ma dovunque nel mondo. Ci sono dei cambiamenti epocali, ci sono dei cambiamenti di mentalità, di cultura, di tecnologia, di modo di vivere, di produrre. Le grandi invenzioni, il grande salto in avanti che ha fatto l'uomo, che magari può farne anche paura, ma che in un qualche modo ha fatto sì che noi altri oggi potremo comunicare, commerciare, guardare a qualsiasi parte del mondo da dove che ci troviamo. Questo grande salto in avanti, questa grande evoluzione che crea anche le basi affinché questo mondo cambiasse. Ed ecco perché allora capimmo che se nel dopoguerra che c'era una settantina di stati indipendenti, oggi gli stati indipendenti nel mondo sono 200, sono triplicati. Allora capimmo perché, in virtù di questi grandi cambiamenti epocali, si cambia anche il modo in cui gli uomini si rapporta e le comunità si organizzano all'interno dei propri stati. E voi altri pensate che noi altri veneti viviamo in un pianeta isolato, diverso dal pianeta Terra? Vi dico di no. Mi penso che i veneti facciano parte di questo mondo e che se questi cambiamenti plasma e sta cambiando il modo in cui il mondo si organizza, probabilmente si arriva il momento affinché anche noi altri veneti facciamo nostre questi nuovi modi di organizzarsi. A ben vedere non è una novità, perché nella nostra storia questo già sta un aspetto che ne ha permesso di creare quello che è probabilmente l'organizzazione statuale che ha avuto la più lunga durata dell'umanità, perché come che ne insegna i nostri storici, esistia civiltà millenarie, ma stati indipendenti che ha durato più di 1000 anni, come la Repubblica Serenissima di Venezia, non ve ne trovate. Per noi altri veneti che volevo guardare questa età dell'oro in una storia che tra l'altro è più che millenaria, oggi affrontare queste sfide della modernità non ne fa paura, anzi se il motivo, l'opportunità che abbiamo per finalmente ciappare in mano il nostro destino e per creare il Veneto Stato indipendente. E guarda bene che queste cose avviene nel mondo attraverso delle fasi che si epocali, che si ripete. E noi altri adesso se troviamo qua in 400 a parlare di questa cosa, ma non è un caso, sì, è sicuramente il frutto di questi cambiamenti, di queste leggi, di questa situazione che ne ha permesso di acquisire una maggiore coscienza rispetto a qualche anno fa. Sì, è vero, ma è anche frutto di altri stati che ne hanno aperto la strada, perché andiamo a pensare a quello che è successo all'inizio del Novecento e pensiamo un fiamma. All'inizio del Novecento che c'era degli stati, per esempio uno stato unico tra Svezia e Norvegia, un'unione dei stati, oggi non esiste più. La Norvegia sia uno stato indipendente, si è staccata dalla Svezia, e lo stesso che ha fatto la Finlandia dalla Russia.
Ma andiamo avanti nella storia, andare a vedere cosa succedeva dopo 10-20 anni e andiamo a vedere che per esempio nel Commonwealth britannico, nell'impero di Sua Maestà, della regina e del re d'Inghilterra, tanti stati che cominciano a staccarsi negli anni 30, 40, 50 ed ecco che si è nata l'Australia, si è nata la Nuova Zelanda, si è nata l'India indipendente. E noi altri, sta roba non nega, sconvolto. Ma andiamo avanti con la storia e avviciniamoci a noi altri e vediamo che tantissimi stati sono nati nell'epoca post-coloniale, in tantissime parti del mondo, in tutti i continenti. E avvicinandosi ancora un po' nella storia, in questo stupendo orologio che avevamo, vediamo che 2 decenni fa, col crollo dell'Unione Sovietica, si è nata una miriade di stati pottacai. E avevamo le repubbliche baltiche, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Cechia, la Slovacchia, la Slovenia, indipendenti, con percorsi democratici, pacifici, legali, come quello che proponevano gli altri del Veneto Stato. E negli ultimi anni stati tra i più diversi che seguivo questo percorso. E allora vedemo il Montenegro, vedemo la Groenlandia, il sud del Sudan, i posti più incredibili nel mondo, ma tutti con questa caratteristica: popoli che ha deciso di ciappare in mano il proprio destino per affrontare le sfide della modernità. E allora cosa aspettiamo noi altri veneti? Cosa aspettiamo a far nostro questo percorso che prima che giuridico mi definisco naturale? Perché a ben vedere, se noi altri andiamo a pensare a una qualsiasi persona, un qualsiasi essere umano che diventa grande, una qualsiasi donna, un qualsiasi uomo che entra nella maggiore età, se è normale e non si facciamo sorpresa del fatto che questa persona voglia farsi una vita propria, voglia costruirsi una famiglia, voglia essere indipendente. Non si facciamo sorpresa di questo, anzi la reputiamo una cosa naturale. E allora, se la reputiamo una cosa naturale a livello individuale, e di più, la reputiamo anche una cosa naturale a livello collettivo, ma chi da noi altri si fa sorpresa del fatto che i popoli di Austria, Svizzera, Slovenia, Svezia, Finlandia gli decida in modo indipendente il proprio destino? Ma chi da noi altri si sorprende? Ma allora mi faccio una domanda e dopo vado a concludere. Ma se questo è naturale a livello individuale e se è naturale a livello collettivo per gli altri popoli che ne sta vicino a 2 ore di autostrada, ma è ora. Perché non deve essere naturale anche per noi altri veneti, adesso che abbiamo capito che è semplice e che basta che vogliamo solo che noi altri? Mi dico che è ora di fare questo passo, questo percorso democratico, legale, per l'indipendenza del Veneto Stato. Lo vogliamo fare tutti insieme? Vi dico di sì, che se si muoviamo, noi altri siamo un unico popolo che va semplicemente ad ottenere quello che è il minimo, quello che ne spetta, la difesa della nostra dignità, la difesa del nostro orgoglio veneto e la difesa di quel futuro delle persone che ne sta vicino, delle persone a cui vogliamo bene e che ne vogliono del bene. Ma questo dobbiamo farlo solo se lo vogliamo, tutti insieme. Grazie e viva il Veneto Stato!